Domenica sera, vista sull'Arena di Verona dall'alto, uno scrigno di storia passata pronto ad accogliere il fil rouge che si dipana sin dai primi minuti, che lo trasforma in stadio olimpico, il più antico del mondo ad ospitare l'Olimpiade moderna. Miglior sipario su Milano-Cortina 2026 non poteva essere immaginato. 15 giorni dopo la doppia accensione dei bracieri, a Milano e a Cortina, si tirano le somme dell'evento a 5 cerchi, per i colori azzurri da record. 30 medaglie, con la provincia di Belluno a svettare in cima alla classifica nel rapporto fra medaglie e numero di abitanti. Devo dire che è stata una grande soddisfazione perché forse nessuno di noi pensava che avessimo un risalto così, anche se io devo dire la sincera verità, diverse settimane prima dicevo mi auguro che poi finite le Olimpiadi non dovremo rammaricarci perché non le abbiamo vissute come dovevamo. E devo dire che l'ultima settimana a Cortina, io sono stato su solo un paio di giorni, ma mi hanno riportato che si è riempita di persone da ogni dove. Successo oltre ogni più rosea aspettativa a Cortina, presa d'assalto soprattutto dagli stranieri, tifosi degli atleti che hanno infiammato i siti delle gare, pista da bob, slittino e skeleton, stadio olimpico del ghiaccio, pista Olimpia delle Tofane. I disagi inevitabili ci sono stati. Io ho partecipato a non so quanti tavoli per cercare di definire il tema della viabilità, dei trasporti, eccetera, eccetera. Con l'aiuto di tutta la mia struttura, dei miei consiglieri provinciali, abbiamo fatto un grandissimo lavoro e quindi ci sentiamo un po' anche noi protagonisti di questo viaggio, di questo percorso. Al punto che sui trasporti già si pensa ad un accordo con Dolomiti Bus per trasformare l'Abba di Longarone Fiere per l'organizzazione di navette da utilizzare nei weekend per agevolare gli spostamenti degli amanti della montagna. Ma l'Olimpiade non è ancora finita. Tra pochi giorni la provincia di Belluno sarà di nuovo protagonista delle Paralimpiadi invernali. Anche questo sarà un grandissimo momento, ci sarà la cerimonia inaugurale proprio a Verona e poi ci sarà quella di chiusura il 15 di marzo a Cortina. E devo dire che sarà molto più forte, con la speranza che i nostri atleti, René De Silvestro sarà sicuramente uno dei nostri atleti di punta e fra l'altro portabandiera, quindi noi dovremo essere lì a spingerli ed aiutarli perché poi le emozioni che abbiamo visto nei volti di chi ha vinto le gare, la delusione di chi non ce l'ha fatta, non ha vinto le medaglie, anche questa rimane un po' scolpita nelle nostre menti, nei nostri cuori.